Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Rosolina. Michele Grossato ha presentato la sua squadra e il suo gruppo Siamo Rosolina. Ascoltiamo alcuni passaggi dell'incontro con una piazza gremita con numerosi ospiti e tra gli spettatori molti sindaci del Delta del Po, l'assessore Corazzari e il senatore Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia in Veneto. Ma la gente del paese ha diritto di vivere il paese. Però in questo momento non abbiamo una piazza decorosa, non abbiamo un viale del popolo come si deve. Prima Federica citava la scuola materna parrocchiale, l'abbiamo messo nel progetto. Noi vogliamo aiutare la parrocchia a realizzare una nuova scuola, demolendo quella vecchia, anche perché, per una precisazione, se non ci fosse la scuola materna parrocchiale dovremmo fare anche un turismo e portare i nostri bambini in altri comuni, perché la scuola pubblica non ha una capienza sufficiente per accogliere tutti i bambini. Perciò nell'occasione, facendo una scuola materna parrocchiale nuova, demolendo quella lì, spostandola, riusciamo ad ottenere un altro spazio dietro il municipio e riqualifichiamo bene tutto questo centro che d'estate, magari una volta alla settimana, io invidio Portoviro per il martedì in piazza. Perché non possiamo fare il giovedì Mussaro a Rosolina? Dobbiamo però preparare urbanisticamente il nostro centro ad accogliere anche queste situazioni e così, d'indotto, alcune attività commerciali possono mettere i tavolini sulla piazza, possono arrivare delle nuove attività e rivitalizziamo al tempo stesso l'economia di questo centro che, come dicevo in apertura, è un po' assopita. Perché è importante che anche i diritti, perché se tu hai una buca davanti alla casa e arriva Luigino con l'asfalto, è un tuo diritto che ti venga sistemato, non è un favore, perché spesso e volentieri i diritti vengono trasformati in favore. Questo noi non lo possiamo più tollerare, questo noi non lo vogliamo. Noi vogliamo ascoltare tutti, allineare i blocchi di partenza tutte le persone e quando c'è una corsa da fare tutti devono partire nella stessa linea di partenza e chi è più preparato, chi ha più fiato arriverà per primo, perché i tempi della botta della spalla sono finiti. Scusate lo sfogo. Anna Frasson. Andiamo un po' attorno, in certe frazioni, in certe strade nascoste di Rosolina Mare c'è solo sulla carta il nome di città. Ci sono certi cantoni, se vogliamo usare una parola anche un po' dialettale, che sono veramente del terzo mondo. Non possiamo più tollerare che nel 2021 Rosolina sia solo città sulla carta, ma vogliamo che veramente diventi la città del Delta del Po, la città accogliente del milione di presenze, che diventi veramente la città di Rosolina. Sara...